Sì, verrà completamente riqualificato Viale Cesare Battisti, che è il viale d'ingresso della città, il viale principale, che oggi è di fatto parzialmente inagibile, con le piste ciclabili in marciapiedi anche molto pericolosi, tant'è che abbiamo messo della cartellonistica per invitare i cittadini a non utilizzarlo, e quindi verrà completamente rifatto. Sostituiremo tutti gli alberi che oggi sono pini marittimi con delle essenze a pronto effetto che avranno un maggiore impatto ambientale, quindi di fatto sacrificheremo questi alberi che sono comunque a fine vita pericolosi con delle nuove piante pronto effetto, quindi già grande, ma soprattutto ripristineremo le 2 piste ciclabili, i 2 marciapiedi e la carreggiata per le autovetture, restituendo alla comunità un viale in ordine, un viale sicuro e un viale totalmente agibile. Quindi grande soddisfazione. Ricordo che questo intervento è frutto di una compensazione con un cantiere privato adiacente proprio a questo viale, quindi non ci sarà nessun costo per la comunità, verrà interamente coperto il costo dell'intervento, che è di oltre 1.200.000 euro, dai privati. Quindi grande soddisfazione, e ringrazio il settore lavori pubblici e il settore ambiente per il grande lavoro che ha fatto. Ricordo anche logisticamente che non verrà, al netto dei primi 7-10 giorni, non verrà mai interdetta il passaggio delle auto, quindi nonostante i lavori riusciremo a garantire sempre il passaggio con una corsia. Oltre a via Cesare Battisti, ci sono altre strade su cui l'amministrazione ha posto l'attenzione per il prossimo futuro? Diciamo che noi ascoltiamo le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini. Credo che questa sia la via col più alto numero di segnalazioni, ed è ben comprensibile il perché, e quindi adesso stiamo intervenendo con la rete fognaria, con il rifacimento dell'acquedotto in centro e nei quartieri, però ascoltiamo quelle che sono le indicazioni dei cittadini per continuare a intervenire e migliorare le condizioni stradali del nostro comune.